È stato presentato ieri a Nuoro, nel corso di un evento ospitato nella biblioteca Sebastiano Satta, il volume Salvatore Satta, l'impegno civile di una vita, realizzato dall'Associazione Distretto Culturale del Nuorese Atene della Sardegna, col contributo della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Nuoro. Si tratta di un'opera edita dal Maestrale, curata dal professor Ugo Collu, che raccoglie gli atti dei 3 convegni promossi e organizzati dal Comune di Nuoro in collaborazione col Distretto Culturale del Nuorese, in occasione del 40° anniversario della morte di Salvatore Satta, il celebre giurista, autore del capolavoro della letteratura mondiale Il giorno del giudizio, che gli ha conferito una fama planetaria, che tuttavia non ha oscurato il grande valore che Satta come giurista nel campo del diritto. All'appuntamento, coordinato dall'assessore comunale alla cultura Sebastian Coco, sono intervenuti tra gli altri Ugo Collu e il professore Antonello Menne, che ha scritto la prefazione del volume. L'appuntamento è stato l'occasione per sottolineare ancora una volta la grandezza di Salvatore Satta in campo giuridico, un'attività accademica lunga e proficua che ne ha fatto uno dei maggiori giuristi italiani del XX secolo. Nuoro in questi 2 anni con convegni, manifestazioni, pubblicazioni ha cercato di onorare un uomo che, pur lontano dalla sua terra per ragioni di lavoro e studio, ha mantenuto un legame fortissimo con la sua città, tanto da riuscire a condensare nel giorno del giudizio il carattere e le peculiarità dei suoi abitanti e concittadini.